Allora, buongiorno al neo consigliere regionale Jonathan Montanariello. Adesso non posso darti più del tuo, perché Buongiorno sei un Andrea. onorevole ormai. Ma, Beh, buongiorno a te. grazie intanto della tua presenza alle 6 della mattina, ti abbiamo buttato giù dal letto. Allora, deve arrivare anche l'ingegnere Achille Cester, che ormai non è più un ospite, ma una componente fissa qua della rassegna. Andiamo subito veloci per quanto riguarda i titoli, diciamo così, che più da vicino ci toccano. Tra l'altro c'è una vicenda che ha toccato anche Chioggia. Leggo il titolo del Gazzettino: Veneto, test rapidi a scuola, la proposta della regione al ministero e all'istituto di sanità, tamponi Covid in aula. In realtà, cioè no, in realtà, non per voler smentire assolutamente nessuno, ma diciamo la corsa ai tamponi, ne parlavo prima anche con un'amica che segue la rassegna la mattina, che ci dà un aiuto, che c'è veramente una problematica per questi tamponi. Pensa che noi abbiamo pubblicato una notizia ieri ed è stata ripresa anche dalla Nuova Venezia oggi. Praticamente cosa è successo? Che in alcune classi del territorio credense ci sono stati dei ragazzi che hanno avuto un po' di influenza, un po' di febbre, ma per qualche giorno, come prevede il protocollo, sono rimasti a casa, gli hanno fatto i tamponi, però i tamponi sono passati giorni, alla fine sono passati 9 giorni e in realtà come c'è una nota dell'ASL che ci ha mandato ieri sera, purtroppo c'è stato un inconveniente, questi tamponi sono stati persi, c'è stato il disagio appunto per un certo numero di famiglie. Io sono al corrente di 5 famiglie in pratica, perché ovviamente non c'è solo il fatto dei ragazzi che sono dovuti rimanere a casa, quindi perdere il giorno di scuola, ma c'è stato anche qualcuno che, siccome non sa dove mettere i figli, ha dovuto anche perdere giorni di lavoro in pratica, no? Dal tuo nuovo scanno regionale, cosa ne dici tu di questa vicenda? Sicuramente è una vicenda molto grave perché non si può dire che sia andato tutto bene, però va anche riconosciuto che nella miriade di quello che sta accadendo non ci può essere un processo alle intenzioni a chi magari abbia commesso involontariamente sicuramente una scivolata come quella di perdere i tamponi. È ovvio che detta così sembra una fesseria, però effettivamente bisogna prendere atto del caos generale e ahimè purtroppo, pur capendo i contraccolpi di questa vicenda, prendere atto insomma, che può succedere, Andrea. Può Infatti. succedere, non bisogna mettere. Certo, se succede una volta un errore, se succede più di una volta sicuramente vanno accesi i riflettori e va analizzato su perché succede, perché pur essendo passaggi complessi, strutture come quelle devono avere la loro comunque garanzia che tutto vada come deve andare. Però se succede una volta, come pare sia successo finora, non mi sento di colpevolizzare nessuno perché può succedere, non hanno ammazzato nessuno d'altronde. Va anche detto che è palese il forte disagio che c'è per le famiglie perché quando tu non hai il bambino che va a scuola e i genitori non riescono a gestirsi è un problema grave e pesante. Purtroppo si naviga a vista, perché la verità è questa, si naviga a vista, nessuno sa come verrà affrontato questo nuovo anno scolastico con tutti questi problemi che in work in progress verranno avanti e ci si augura nel buon senso e meno errori possibili e nell'abituarsi un po' a questi nuovi protocolli che purtroppo cambiano di continuo. Ciao Achille, è arrivato anche l'ingegnere Achille Cester. Buongiorno, Ciao, ciao, ciao. ciao. Stavamo commentando in attesa che arrivassi anche tu, che è successo un piccolo così, diciamo, pro quo, un problema, proprio a Chioggia tra l'altro. Adesso c'è il problema appunto di tamponare di fare i tamponi il prima possibile agli studenti, no? Perché anche a Chioggia è successo che appunto alcuni ragazzi da protocollo hanno avuto qualche giorno di febbre, sono rimasti a casa e i tamponi purtroppo sono stati, diciamo, persi. Lo ha ammesso la stessa ASL che ci ha mandato un comunicato e appunto si commentava con il neo. Abbiamo un consigliere regionale adesso questa mattina. Buongiorno, Lui complimenti, congratulazioni. Buongiorno, buongiorno ingegnere. Salve. E quindi praticamente sì, si commentava che sì, ovviamente è stato un disagio per queste famiglie perché dopo qualcuno anche ha dovuto mancare da scuola, dal lavoro, perché praticamente non aveva nessuno a chi affidare i figli e quindi così c'è stato questo, però
diciamo, nella montagna di lavoro che stanno affrontando tutte le ASL e anche la nostra ASL qui, insomma, diciamo, credo che si possa tranquillamente così perdonare questo problema che è uscito in pratica. Ma allora, diciamo che è così un po' in tutte le regioni. Io l'ho provato con una cuginetta, ha avuto un po' di febbre nei giorni scorsi e alla fine ha dovuto ricorrere questa mattina al test privato. E quindi non è una novità e c'era da aspettarselo. Insomma, il tampone è comunque un'operazione complessa che va fatta da personale attrezzato e formato in tute scafandro. È un tampone nasofaringeo, è abbastanza complicato, non è immediato e comunque non è senz'altro piacevole per i bambini. Adesso ho visto che però si va verso il test rapido. Voi cosa ne sapete? Io sto seguendo quello che diciamo, dice la stampa, se parlano appunto che il test rapido dovrebbe essere una soluzione, perché appunto invece di fare il tampone, che il tampone tra l'altro è anche un po', diciamo, impattante, perché ti vanno su, diciamo, con questa sonda praticamente nel naso, nella gola, e sono tanti che lo stanno chiedendo, però non c'è ancora una sicurezza piena da quello che si legge. Mentre riprendo un attimo dalla Repubblica Online di oggi, quello che dicevi tu ieri, hai detto ieri praticamente che c'è una soluzione diciamo, per ridurre la carica virale con, diciamo, uno spray, e c'è l'articolo qua che sulla Repubblica Online di questa mattina. Le mascherine funzionano come vaccino, l'ipotesi che l'utilizzo diffuso delle maschere facciali favorisca la diffusione di un'infezione asintomatica perché riduce la carica virale, e nel proseguo dell'articolo appunto confermano quello che dicevi tu. Tra l'altro questa infezione non sta assolutamente diminuendo, ma sta aumentando, perché in tutto il mondo sta aumentando e c'è sempre più una maggiore preoccupazione. In Italia, per fortuna, al momento diciamo, siamo ancora in una situazione non, diciamo, di allarmismo in pratica, però non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Giusto, Jonathan, cosa ne dici? Sicuramente la guardia non va abbassata perché vediamo quello che succede in giro per il mondo e sebbene in Italia ancora la situazione è abbastanza controllabile perché comunque sia, vuoi per un motivo o per l'altro c'è maggior cultura di avere la mascherina, siamo stati bravi ad evitare per tanto tempo quelle situazioni di aggregazione pericolose, al netto di quel che si dica. C'è tutto un sistema che spesso può portare anche a polemiche, però vediamo, si tenta in qualche modo di contingentare ingressi, di creare percorsi diversi anche nelle scuole, insomma un percorso c'è. Ti interrompo un attimo, Quindi scusami Jonathan, per un altro tema sempre relativo qui al Covid, che adesso praticamente sia sul Gazzettino, diciamo, ma anche su altri giornali, c'è appunto il fatto di approvvigionarsi del vaccino anti-influenzale. Addirittura il Veneto lo sta prendendo dalla Cina per avere appunto la sicurezza, ma comunque il Veneto compra in Cina il vaccino anti-influenza, e di riflesso vado a leggere il titolo di un articolo del Jerusalem Post, che è in inglese, che è liberamente accessibile, che dice che in America un americano su 3 non vuole vaccinare i loro figli contro l'influenza. E praticamente l'inverno sta arrivando e quindi anche l'influenza, ma per un americano su 3 non sembra che sia un problema quello di vaccinare o no i figli contro la diciamo, influenza stagionale. Sul vaccino anti-influenzale cosa ne dite voi? io sono Prego, tocca a te. No, dicevo, io sono d'accordo al vaccino antinfluenzale, dopo per carità anche Johnson e Bolsonaro hanno detto che il Covid non esisteva e dopo si sono trovati ad affrontare quegli scenari che abbiamo visto. Io credo, sicuramente non sono un Novax, dopo capisco se qualcuno non è d'accordo al vaccino, ma io credo che il vaccino vada fatto e non sono un non-vax, dai. Io sono contento di averlo fatto l'anno scorso. Adesso le ultime informazioni parlano
di una risposta immunitaria maggiorata per chi ha fatto il vaccino antinfluenzale. E quindi questa è senz'altro una buona notizia. Il vaccino, certo, potrebbe comportare qualche rischio. Abbiamo visto che il nuovo vaccino anti-Covid in un caso su 50.000 persone ha comportato dei problemi al midollo spinale, però sono rischi direi più che accettabili. In passato si parlava di questo componente del vaccini, lo squalene, che è un olio che è estratto dal fegato degli squali, tant'è che non so se hai visto la notizia. L'ho visto. Per il nuovo vaccino per il Covid ci sarà una strage di squali. Qualcuno era allergico allo squalene. Lo squalene è un precursore del colesterolo e in alcuni casi si trovavano degli anticorpi per questo squalene nel sangue di quelli che erano stati sottoposti al vaccino. Quindi da una notizia che ha una sua base di realtà, poi si costruisce un castello di carta e si arriva ad essere dei Novax. Io il vaccino lo faccio tutti gli anni per l'influenza, l'avevo saltato qualche anno, l'anno scorso l'ho fatto e sono stato contento visto che pare che abbia aumentato le mie difese immunitarie e il mio consiglio è di farlo per tutti quanti. Insomma, mi sembra follia quella della ritrosia nei confronti dei vaccini. Per di più appunto il vaccino antinfluenzale sembra, mettiamolo sempre tra virgolette, che migliori la risposta di questi linfociti T che sono la prima barriera nei confronti delle infezioni che abbiamo. E lo stesso dovrebbe funzionare per lo spray nasale. Quindi lo spray nasale in realtà non uccide il vaccino, ma migliora la difesa immunitaria del corpo e quindi permette di fermarlo fin dall'inizio sulle mucose del naso e della gola. Stesso discorso dei ricercatori di Napoli che abbiamo visto ieri, che invece consigliavano gli sciacqui con acqua ossigenata. Ecco, adesso passiamo purtroppo ancora alle violenze, purtroppo, perché c'è stata a Venezia, c'è stato un pestaggio a Venezia, praticamente una coppia di turisti in campo Santa Margherita era su un bar, c'è stato un diverbio, poi sono stati assaliti da una baby gang con pugni e calci. Ma purtroppo non succede solo a Venezia. Abbiamo postato ieri proprio su Chioggia Azzurra una notizia di una donna, una signora, che è stata malamente malmenata da un vicino di casa per un diverbio per futili motivi. E questo non solo l'ha picchiata con le mani, che è assolutamente sbagliato ovviamente, ma questo addirittura è arrivata a utilizzare una sedia che c'era lì, addirittura ha colpito questa donna con la sedia, una cosa dell'altro mondo. Quindi sembra proprio non finire mai questa spirale di violenza, come vediamo persone non solo sbarbati, magari in preda a qualcosa, ma anche addirittura a persone di una certa età. Cosa dici di questa cosa, Montanarello, di questa continua violenza che sembra ogni giorno non avere fine? Potrei fare una battuta, ma non lo è neanche tanto, la gente ha perso la testa, ci sono bene o male sempre state, diciamo la verità, le baruffe dette proprio così come a Chioggia ci sono sempre state, come in tutte le parti del mondo, insomma. Adesso magari con questo web vengono un po' più condivise, un po' più amplificate. Ciò non vuol dire che siano giustificabili, anzi, per l'amor di Dio. Però, bene o male, le litigate ci sono sempre state, che adesso sul web vengono messe in rete, pare che ce ne siano 1, 2, 3, pare che una volta non esistevano, adesso sì. Ovvio, è un comportamento da condannare, ci si augura il buon senso e basta. Non credo ci siano degli strumenti legislativi per essere da deterrente a due vicini di casa che, arrivati a questo punto, credo il vero problema sia l'educazione allo stare insieme. Quando arrivano a litigare due vicini di casa non c'è un motivo ben preciso, c'è una mancanza di stare insieme che sempre più spesso in questi anni all'interno della nostra società si accentua. Purtroppo ci si può augurare solo che non accada più e nel buon senso, però pare che scarseggi molto ultimamente anche il buon senso. Vi porto un attimo invece su un argomento, scusa se non ti passo la parola, Achille, No. un tema che ci tocca tutti da vicino, c'è sia sulla Nuova Venezia che sul Gazzettino,
giallo sull'emendamento che vieta il deposito di GPL. Praticamente sotto la lente del comitato no GPL del buon Roberto Rossi, che scrive la cosa, dunque nessuno quindi sa nulla dell'aggiunta dell'emendamento, ma la frase c'è e qualcuno deve aver pur protocollata. La cosa suona strana, spiega Rossi, siamo però stati rassicurati dal ministro Federico D'Incà e dalla ministra Paolo De Micheli e dal sottosegretario Andrea Martella che non ci sarà alcun dietrofront sulla norma del decreto agosto che tutela i siti dell'UNESCO. Il governo e la maggioranza sosterranno in aula quanto hanno inserito negli articoli 24, 25 e 26. Quindi diciamo ci sarebbe un piccolo giallo su questa vicenda di questa legge che è stata fatta per fermare l'impianto GPL Chioggia, sulla quale, parliamoci chiaro, io ho sempre espresso molti dubbi e mi sono totalmente astenuto durante la campagna elettorale perché non volevo assolutamente danneggiare nessun candidato su questa cosa. Io direi che potresti parlare tu, Achille, perché su questa vicenda sei ben informato. Ricordiamo anche che sei amico del signor Zucchi, diciamo il capofamiglia di questa famiglia che ha investito a Chioggia tutti questi soldi per questo impianto. Tu come la vedi? Ma io ho già espresso la mia opinione in passato. Io non ho interessi con la famiglia Zucchi, né mi interessa particolarmente dal punto di vista economico il deposito di GPL, anche perché, come ti dico, non ci lavoro e non ho un coinvolgimento diretto. Ritengo che passare a combustibili meno impattanti sia comunque una scelta obbligata. La localizzazione del deposito del GPL può destare preoccupazioni, come dicevamo in passato, per quanto riguarda l'approvvigionamento. Io ero favorevole a ripensare la forma di approvvigionamento del deposito, non il deposito in sé. Noi camminiamo su un deposito di metano, perché nel momento in cui apriamo un rubinetto di casa e ci troviamo il gas in casa, non pensiamo che arrivi dal cielo, arriva da una serie di tubazioni e di depositi che permettono di rifornire le nostre città. Pensiamo al gasometro di Venezia a metà dell'Ottocento, era un'opera che tutti quanti ci invidiavano e che comunque era costruita all'interno della città come il gasometro di Roma e come tante altre realtà. Nello specifico dell'iter parlamentare della conversione di un decreto di metà agosto, ovviamente le commissioni fanno il loro lavoro. Il loro lavoro è quello di riesaminare gli articoli e ad esempio trovare la copertura finanziaria. Noi stiamo parlando, credo, dell'articolo 95 dei sottocommi 24, 25, 26. In uno di questi si dice no ai depositi nuovi o che devono ancora andare in esercizio nei siti di interesse UNESCO. E dopodiché però bisogna trovare, è previsto che il governo possa assumere una decisione di questo tipo. Bisogna trovare poi la motivazione, perché deve essere una motivazione forte, non è che di punto in bianco puoi cancellare uno status quo e dopodiché deve indennizzare comunque il privato di quello che gli stai andando a sottrarre, quindi deve esserci una copertura finanziaria. Io, come dico, è un po' che non me ne occupo di questa vicenda. Si poteva trovare una formula che salvasse capra e cavoli, ecco, se mi permetti la battuta. Adesso purtroppo abbiamo perso Ci sono, ci sei? Andrea, ci No? sono. Ah, ok, perfetto. E tu cosa ne pensi? Cosa dici, Jonathan? Sicuramente io non posso che augurarmi che questa norma, questo decreto fatto dal ministro De Micheli non veda nel legittimo lavoro delle commissioni, come spiegava bene l'ingegner prima, non veda intromissioni e vada fino in fondo in modo che questo deposito insomma non parta. Ma non lo dico per questioni terze, logico, imprenditoriali. È ovvio che le ragioni di tutti vanno rispettate, è ovvio che bisogna rispettare tutte le varie dinamiche, però a questo punto più che da politico, da cittadino mi auguro che quel deposito non parta e sono in piena linea con quello che è stato il decreto del ministro e di conseguenza spero che il lavoro delle commissioni nella sua legittimità non veda intromissioni che lo vadano a stravolgere. Dopo, per carità, tutto il resto ci si può dire, quello che dice l'ingegnere è verissimo, però
a oggi la scelta della città è quel deposito lì, partire o no. Io mi auguro che non parta, nel massimo rispetto degli interessi di tutti, ovviamente, e quindi ribadisco uno sguardo positivo a quello che è il decreto del ministro, sperando che non ci siano le intromissioni che spettano alle commissioni in alcuni casi, ecco. Jonathan, non ti si vede, sentiamo l'audio ma non ho il tuo video. Adesso sistemo la videocamera, motivi tecnici. Ah, ok. Allora, visto che sei qua presente, visto che ieri c'è stato consiglio comunale, mi senti Jonathan? Ci sono, dimmi. Sappiamo che ieri c'è stato, come al solito, un po' di bagarre, c'è appunto nel bilancio di previsione approvato con l'addizionale IRPEF dell'8 per 1000, in media 60-70 euro all'anno in più per famiglia, ma poi c'è anche tutto quanto il rincaro per quanto riguarda le categorie economiche. In momento, adesso, al di là che tu in consiglio, in consiglio comunale rappresenti l'opposizione, e l'opposizione ovviamente non può certo dire che la maggioranza fa bene. Però dici un po' il tuo punto di vista su questo aumento del bilancio. Siamo proprio sicuri che non c'era altro modo di evitarlo? Ovviamente non è facile, ovviamente con la situazione generale, far quadrare i conti. Io ieri sono andato alle ultime 2 ore perché ho avuto degli impegni burocratici a Venezia. Purtroppo adesso, sai bene com'è, incomincia l'iter di alcuni impegni tecnici, però sono andato a ribadire la nostra contrarietà a questo bilancio come capogruppo del Partito Democratico. Io credo che sia semplicemente fuori luogo è tragico andare a aumentare le tasse adesso, anche perché l'aumento dell'IRPEF soprattutto, eliminando gli scaglioni come erano prima, dove in base a quanto uno ha di reddito viene applicata, io credo sia una cosa vergognosa che in un momento di crisi come questo, dove tanti vedono il ridimensionamento anche delle ore di lavoro piuttosto che posti di lavoro a rischio. Non ci scordiamo che sono i commercialisti pieni di incartamenti pronti a licenziare quando finiranno gli ammortizzatori sociali, perché tante attività dopo il Covid purtroppo non sono più ripartite. Io considero vergognoso che un'amministrazione, soprattutto come questa, che in 5 anni alla città non ha dato nulla. Perché ribadisco questo? Perché se te, Andrea, mi avessi detto abbiamo fatto strade nuove, palestre nuove, scuole nuove, servizi al cittadino di primo livello, allora dico vabbè, ci può anche chiedere un contributo un po' più forte, ma siamo di fronte a un'amministrazione che i soldi che ha non li ha spesi. La città non ha dato nulla in termini di cambiamento positivo negli ultimi 5 anni e credo sia completamente assurdo e insensato dover andare a mettere le mani in tasca alla gente. Questa è la chiusura in bellezza, ma non perché sono opposizione. Ieri nel mio intervento in aula ho detto una cosa molto semplice. Dopo 5 anni possiamo tirare un bilancio di fine mandato. Chi ha vissuto la città in questi 5 anni è palese che non vede una città migliorata, non vede una città con maggiori investimenti, non vede una città con maggiori servizi, anzi vede una città più in degrado, più trascurata, una città che ha perso importanti treni come quello della rivalutazione dell'arena. Ricordiamoci che anche lì si parla tanto di cattedrali nel deserto e questa amministrazione ogni volta che una proposta fa di tutto per far scappare via i nostri investitori. Quindi io credo che sia la fine di un percorso politicamente tragico che in questi 5 anni abbiamo vissuto, e non lo considero così solamente io per motivi politici, ma insomma se abbiamo un Movimento 5 Stelle al 2% e in 5 anni è passato da 40 al 2%, credo che sia un po' la sensazione che tutti quanti hanno anche in città. L'unica cosa che mi consola è che questa amministrazione fra pochi mesi smetterà di esistere
e tutti questi personaggi politici che si sono inventati difensori della nostra città per dopo andare a fare solo politicamente peggio, scompariranno dallo scenario politico. Allora, cambiando un attimo, perché tanto voglio dire, sta qua è una cosa locale, io chiederei invece alla... No, io una parola su Prego, questo. prego, Chiri, vai. Sempre sui giornali di oggi c'è il fatto che non arrivano i soldi della cassa integrazione, c'è comunque l'intervento di ieri di Conte per i 100 anni di Confagricoltura che ha ribadito che i soldi del Recovery Fund arriveranno presto. Diciamo che la coperta è corta e cominciamo a sentire le conseguenze economiche del Covid, ecco. Quindi i comuni poi si attrezzano come possono cercando di mettere una pezza qua e là, non sempre nel migliore dei modi. Infatti è visto un po' come vessatorio, come lo sceriffo di Nottingham che chiede nuove tasse ai cittadini. Certo, la sensazione è quella, ma la situazione è drammatica. Ecco, volevo solo fare questo inciso. Sì, ti ringrazio. E visto che sei sempre in giro per il mondo, adesso da dove ci chiami? Da dove sei oggi? No, sono rientrato da Glasgow. Sono Sei rientrato senza problemi e con la mascherina. Allora, senti, io mi sono fatto l'abbonamento sul New York Times e con solo 2 euro al mese praticamente posso guardare tutti gli articoli, no? E ieri, l'articolo di ieri, ho visto una sfilza di articoli contro Trump su tutta una serie del suo impero, come ha evaso le tasse, dico, non so se le ha evase, ma c'è proprio pagine e pagine su questa cosa contro Trump che adesso è stata ripresa ovviamente da tutti i giornali nazionali, in pratica, ma secondo te può essere vero che un magnate in America per tanti anni riesca a fare questo? E poi, secondo te, agli americani, a quelli che votano repubblicano o comunque vogliono votare Trump, gli interessa qualcosa su questo tema? Ma oggi è un grande giorno, ecco, per chi segue un po' la politica americana. Oggi è il primo dibattito televisivo fra Biden e Trump e quindi il New York Times, che è schierato, ha schierato anche i suoi pezzi da 90 e ha fatto questa campagna importante proprio in vista del dibattito di questa sera. Il dibattito sarà moderato da Warren, da Chris Warren, lo stesso che aveva moderato il dibattito tra Hillary e Trump la volta scorsa, e verterà proprio sulla storia dei due candidati. Sulla storia di Biden c'è poco da dire, è senatore dal 1972 e ha condotto tutta una carriera più che decorosa al Senato degli Stati Uniti, una vita, se ci pensiamo, è del 72 che è in politica e del 72 che è in Senato. Per Trump c'è sempre questa opacità nel suo impero, tant'è che si è sempre rifiutato di depositare la sua dichiarazione dei redditi. È stato uno degli argomenti sui quali è stato attaccato anche in passato. Viene tirato fuori oggi in maniera importante proprio per questo motivo. Che non è citato e che invece è passato sotto traccia è invece la notizia che Trump avrebbe utilizzato la famosa società di Cambridge, Cambridge Analytica, per monitorare, per diciamo così, separare una parte dell'elettorato l'ultima volta, che era quello afroamericano, e bombardarlo di messaggi su Facebook, sui loro account e sui loro social, in modo da indurli non a votare per lui perché era una cosa impossibile, ma per indurli a non votare. E quindi circa 3 milioni e mezzo di afroamericani nelle ultime elezioni non si sono recati a votare. E questo non è tanto un tema politico, ma mi dà lo spunto per un'altra cosa. Noi in realtà facciamo questo uso ed abuso dei social e pensiamo che sul web sia tutto gratis. E invece non è così. Quando stiamo scaricando un'applicazione gratis o ci divertiamo gratis con Facebook piuttosto che con un altro social, ricordiamoci sempre che il prodotto siamo noi. Quindi stiamo vendendo i nostri dati e stiamo vendendo le nostre abitudini, i nostri segreti. Dopodiché verremo profilati e verremo presi di mira per delle campagne pubblicitarie ad hoc, e in questo caso Trump e Cambridge Analytica l'hanno sfruttato per vincere le ultime elezioni e quindi per indurre una grossa fetta dell'elettorato a non andare a votare, con dei messaggi mirati appunto su Hillary Clinton e sul suo atteggiamento nei confronti degli afroamericani. Poi che dire della fortuna di Trump? Si è detto di tutto e di più. Lui, nei limiti della legge, molto borderline, ha cercato in tutti i modi
di sfruttare tutto quello che la legislazione americana permetteva a gente come lui per non pagare le tasse, per sfruttare ad esempio, cosa che a me sembra molto più grave, la legge sui fallimenti. Trump ha costruito una fortuna facendo fallire le proprie aziende. Ecco, adesso verrò citato e querelato, però la realtà vera è questo. Quando Bloomberg è sceso in politica un po' di tempo fa e ha investito qualcosa come 500 milioni di dollari per questa fallimentare campagna che ha fatto nelle primarie, che poi non si sa se è fallimentare o se il suo scopo fosse semplicemente quello di fermare gli altri candidati democratici e soprattutto Bernie Sanders e spianare la strada a Joe Biden. Comunque Trump ha sempre mal sopportato il fatto che Bloomberg sia un vero miliardario con una fortuna accettata di 60 miliardi di dollari, mentre della sua si sa molto poco e, come ti dico, è molto opaca. Ecco, Trump in passato era conosciuto per la Trump Tower e per Ivana Trump. Ecco, come imprenditore nessuno se lo ricordava. Senti, io concluderei questa rassegna, visto che abbiamo qua il neo consigliere regionale. Dici un attimo l'iter, così per sapere un po', visto che adesso dovremmo cercare di, visto che abbiamo avuto la fortuna di avere ben 2 consiglieri regionali, di continuare a seguire quello che starete facendo. Quindi se vuoi dirci brevemente l'iter che si svolgerà appunto per il tuo insediamento. Adesso abbiamo cominciato a trovarci per i primi lavori di gruppo e di organizzazione degli staff all'interno del Palazzo Ferrofini. Adesso la Corte d'Appello sta finendo i primi controlli dei verbali, sta considerando i ricorsi del caso per chi li ha fatti. Dopo, probabilmente entro venerdì, non prima, dovrebbe esserci la proclamazione, entro metà ottobre la convocazione del primo consiglio, ecco. E dopo ci sarà la nomina dei capigruppo, la nomina dei membri delle commissioni. Zaia nominerà prima ancora la sua giunta. Per il momento c'è solamente una questione organizzativa interna ai gruppi per decidere quali saranno le figure apicali piuttosto che la gestione del personale all'interno dei gruppi, roba tecnica. Corte d'Appello sta finendo, ripeto, laddove c'è qualche rimostranza in giro di considerarla, ma a parte questo pare ci siano anche le osservazioni della nostra concittadina, ma cose che insomma non possano più di tanto cambiare lo scenario, ecco. Sì, si vocifera che ci sia ricorso della Erika Baldin, appunto perché sembra che sia rimasta fuori per poco e sembra che ci sia un riconteggio, ma è una voce in realtà che la Erika fino adesso non l'abbiamo sentita, quindi sembra comunque che... Ma è una partita loro, credo che riguardi loro il rapporto con i seggi della maggioranza, quindi insomma problema loro, ecco, insomma, faccio i migliori auguri a tutti e due. A Beh, lei sarebbe un bel colpo riuscire che entrasse, i ricorsi so che sono sempre molto difficili, però sarebbe un bel colpo per la nostra città arrivare a totalizzare addirittura 3 consiglieri regionali. E vorrei ricordare, ma adesso non voglio essere autocelebrativo, ma che questa campagna, noi come Chioggia Azzurra, io personalmente, ci siamo spesi molto perché la gente voti i candidati locali e probabilmente qualcosa ha fatto, perché comunque diciamo è una coincidenza, ma adesso in consiglio non voglio assolutamente dire che è un merito mio, che sia chiaro, perché soprattutto per quanto riguarda il Partito Democratico si è impegnato molto diciamo a sostenere la tua candidatura. Ho visto veramente che hai lavorato bene. Sarà importante, mi permetto di dire, continuare questa informazione, perché uno dei problemi che io ho sentito, una delle critiche della gente era che non sapevano cosa viene fatto in pratica, no? Sarà importante in questa vostra attività amministrativa che segue, quella tua, quella di Marco Dolfin e chissà, forse anche della Erika Baldin, chissà, staremo a vedere, di tenere aggiornati la città su quello che si sta facendo in modo tale di capire che è assolutamente importante avere dei nostri rappresentanti in Regione Veneto. Vuoi chiudere tu con la pagina della cultura, ma velocissimamente, Achille? No, volevo chiudere con la frase "a volte ritornano".
non so se hai visto la notizia del cardinale Pell che torna dall'Australia per incontrare il Santo Padre per lo scandalo di Becciu di cui avevamo parlato l'altro giorno. Becciu non è senz'altro Marcinkus, ecco, ricordo più un pasticcione che finanziava la cooperativa del fratello, però si parla di qualcosa come 500 milioni di euro che Pell voleva che rientrassero sotto il controllo del Vaticano, invece Becciu aveva dirottato in Svizzera verso altre fonti fino a quel famoso immobile di Londra. E quindi quando si condanna a priori una persona, come è stato per Pell, che è stato messo all'agonia per diverso tempo e poi assolto, in questi casi, quando escono poi queste notizie, ti viene da pensare che non ci fosse dietro una manina che ha voluto togliere di torno Pell. Io sono contento che Pell sia stato assolto e sono contento che ritorni a Roma a cercare di fare un po' di chiarezza in questa gestione molto opaca di fondi della Chiesa, che invece dovrebbero essere più che trasparenti. E ne do atto a Francesco di aver avuto il coraggio di richiamarlo e di incontrarlo. Quindi volevo chiudere così oggi, ecco. Va bene così, vi ringrazio della partecipazione, sono già 42 minuti che siamo in registrazione e a presto e grazie ancora della vostra presenza. a te. Grazie. Grazie, a presto. Andrea. Ciao, In grazie. bocca al lupo Ciao, per il buona lavoro. giornata. Grazie. Grazie. Ciao.